Sono una giovane coreografa, nel senso che faccio coreografia da meno di 5 anni, quindi sono partita con degli assoli, ho fatto 2 assoli, un pezzo, un trio e questo è il mio quarto progetto che sto sviluppando. La mia creazione, la produzione su cui sono concentrata e a cui mi sto dedicando è un duetto che si chiama Sweet Hope. Siamo io e un'altra danzatrice che è Marta Ciappina. Questa creazione io parto sempre anche molto normalmente da atmosfere o comunque da idee che sostengono poi anche solo un movimento o un quadro, per cui questo lavoro, insomma, siamo solamente in 2 in carne ed ossa, però abbiamo poi anche questi omini, questo popolo di carta che sta con noi, e un po' diciamo l'equilibrio tra il singolo, lo stare con qualcun altro e lo stare insieme poi a tanta gente e ad un pensiero comune. Credo che in questo momento il mio interesse sia molto sulla comunicazione, cioè sul rendere comunicativo un lavoro, e chiaramente la sfida è trovare il mio modo unico di rendere comunicativo un lavoro. In qualche maniera perché penso che proprio in questo momento storico ci sia anche una responsabilità dell'artista di comunicare qualcosa anche non necessariamente di importante, però qualcosa di vero, di onesto, di più o meno intimo. Quindi sono molto contenta anche che qui alla Caldera abbiamo questa possibilità questa sera di fare una prova aperta, non tanto per mostrare, ma per avere un dialogo con le persone che stanno qui. Sono stata piacevolmente contenta e sorpresa di essere qui a lavorare a Barcellona, un po' perché è una città a cui sono molto legata, un po' perché appunto sono stata veramente bene a lavorare qui in questo spazio, è stato molto stimolante.